Sono due giornate sicuramente molto importanti. 7-8 giugno sono il risultato di un lavoro dello staff di Veneto Agricoltura che è durato parecchi mesi per sfociare alla fine in questo importante evento, in queste due giornate di eventi, dove hanno trovato partecipazione anche diverse aziende meccaniche. Parliamo di 15 rappresentanti del mondo della meccanica orticola. Parliamo di circa oltre 50 partecipanti espositori, 23 prove in campo direttamente, 2 convegni, uno la mattina del 7 e uno la mattina dell'8. Insomma, è un'attività che è stata sviluppata in questi ultimi mesi dallo staff di Veneto Agricoltura per dare giusto rilievo a quella che è stata il lavoro di 30 anni di Po di Tramontana, un'eccellenza veneta, un'eccellenza di Veneto Agricoltura, perché fa sperimentazione a supporto delle aziende orticole. È una struttura di eccellenza perché ci permette sostanzialmente di rischiare a posto dell'agricoltore, del produttore ortofloricolo, di testare l'innovazione, validarla e poi divulgarla al produttore. Oggi è un esempio molto in grande dove si fa vedere l'innovazione a 360 gradi, dalle macchine alle attrezzature fino ad arrivare alle varietà, alle prove varietali per l'appunto di tecnica di coltivazione nel settore ortofloricolo. Questo è uno dei centri sperimentali più importanti che la Regione ha nelle sue proprietà, tra le tante, perché poi il lavoro che viene fatto qui dentro a volte è anche sconosciuto ai più, magari anche alla maggior parte forse dei cittadini veneti. È un lavoro importante su un settore anche strategico che, ricordo a tutti, il mondo dell'ortofrutta in particolare, dopo il settore vitivinicolo, è secondo, quindi 1 miliardo di prodotto lordo vendibile ogni anno. Qui si fanno le sperimentazioni, si coltivano le nuove specie, le nuove cultivar, si fanno le sperimentazioni in serra, si gestiscono naturalmente le nuove tecnologie e quindi si fa innovazione, e questa innovazione poi viene riversata ai nostri imprenditori agricoli che la adoperano nelle loro applicazioni quotidiane. Quindi sicuramente un lavoro da una parte di ricerca, comunque questa ricerca applicata all'interno delle tecnologie delle serre, e dall'altra parte poi una appunto nuova innovazione che viene riversata, quindi assolutamente un lavoro strategico per l'agricoltura del nostro Veneto.